quella zona vede molte delle nostre palazzine costituire proprio un piccolo come dire, comprensorio, se così vogliamo dire, ATER. Tuttavia i miei uffici, devo dire che ringrazio come sempre per la prontezza, hanno già fatto una prima verifica ed in base ai nomi che abbiamo per il momento ottenuto non risulta nessuno di questi nomi, non risulta inquilino dei nostri palazzi. Non bisogna dimenticare che la maggioranza assoluta dei nostri inquilini è rappresentata da persone assolutamente uguali a noi, come noi, normalissime, civilissime, che hanno un lavoro, un impiego, eccetera, che hanno solo una condizione economica diversa, diciamo, da quella ordinaria. E pertanto devo spendere una parola nei loro confronti, mi dispiace che si siano trovati in situazioni di questo genere, mi conforta in un certo qual modo sapere che per il momento, ripeto, per il momento queste persone che ieri sera si sono trovate avvicendate in questi fatti tragici non risultino nostri inquilini, forse potevano essere nella zona per puro caso o forse qualcuno dei loro parenti o conoscenti può essere un nostro inquilino perché sono cognomi certamente noti in città, da molti anni vi sono molte famiglie con questi cognomi, ma sono residenti, stanziali, eccetera. E quindi sì, l'appello che mi sono sentita di fare, in primo luogo per manifestare la vicinanza ai nostri inquilini, ma anche per far cessare immediatamente il pensiero che a volte è troppo facile così compiere, nelle case ATER chi vuoi che ci viva. Non è vero, non è così e quindi ci ho tenuto. Vero anche però che il problema della sicurezza non si può, come dire, trascurare. Se questo è un fatto certamente eccezionale, per fortuna, per la sua gravità, è vero anche che questi episodi quasi quotidiani e continui non fanno dormire sereni la notte né le persone che vivono nelle zone, diciamo, popolari, ma nemmeno chi vive in centro o chi lavora in centro, e parlo anche per me stessa, per cui certamente ancora una volta sarà necessario fare un appello alle istituzioni affinché con azione coordinata si possa implementare eventualmente, evidentemente, ancora i controlli.